Incendio in un casolare di campagna a Favara, all'interno 5 bombole di gas fortunatamente vuote, indagano i carabinieri. Lettera di minaccia al presidente della provincia d'Orsi che non denuncia alle autorità competenti l'accaduto. Si apre ufficialmente oggi la campagna elettorale in Sicilia, il candidato alla presidenza Fava esce fuori, al suo posto entra Giovanna Marano. Intanto a Favara sono 7 i candidati alla carica di deputato. Nominata oggi al comune di Favara il nuovo assessore Rosetta Monreale, che dedica questo suo incarico al padre. Monreale prende il posto in giunta del dimissionario Alaimo. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV e lo avete sentito dai titoli, un incendio ha interessato un casolare di campagna in contrada Pioppo a Favara. Un incendio divampato nella tarda mattinata ha interessato la vecchia masseria Costanza di contrada Pioppo a Favara. Le fiamme sono partite dal cortile interno del casolare, fortunatamente disabitato da diversi anni. Allarmati dal fumo sprigionato, i vicini che hanno chiamato il 115. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco della prima squadra del comando provinciale di Agrigento coordinati da Giovanni Fichera, anche i carabinieri della locale tenenza. Le alte fiamme alimentate dal vento di scirocco si sono propagate alle travi in legno della struttura, provocandone il crollo dei solai interni. Difficili e pericolose le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, poiché all'interno del rudere sono state trovate 5 bombole di gas, fortunatamente vuote. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento di un'autoscala. Al vaglio degli inquirenti le origini del rogo, al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Una nuova, l'ennesima lettera di minaccia è stata fatta recapitare al presidente della provincia regionale di Agrigento. Sul tavolo del suo ufficio, si legge sul Quotidiano di Sicilia, è stata trovata una busta contenente un foglio con disegnato una croce nera. Il fatto sarebbe successo 3 giorni fa. D'Orsi non avrebbe sporto denuncia in quanto si sente già additato come un imputato a seguito del processo per truffa, peculato e abuso d'ufficio e non come un politico e uomo che ha bisogno d'aiuto. Ed è stata formalmente aperta un'inchiesta sulla Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. A volerci vedere chiaro sono i sostituti Andrea Maggioni e Matteo Delpini della Procura della Repubblica di Agrigento. Le indagini sul caso Fondazione Teatro Pirandello sono a cura della Guardia di Finanza. Sarà il loro compito quindi acquisire documentazioni atte per essere scrupolosamente vagliate poi dai magistrati. Al momento non risulta nessun nome sul registro degli indagati. E cambiamo adesso argomento, si apre ufficialmente oggi la campagna elettorale in Sicilia. Dopo una lunga nottata di lavoro, oggi i candidati si presentano ufficialmente. La novità rilevante è il ritiro dalla competizione del candidato alla presidenza Claudio Fava. Al suo posto entra Giovanna Marano. Quella appena trascorsa in Sicilia probabilmente è stata una notte lunga per i partiti e movimenti politici al lavoro per chiudere le liste elettorali. Elenchi la cui scadenza di presentazione è fissata per oggi alle ore 16. In attesa di conoscere quante saranno le liste, i simboli presentati alla Regione sono stati 41. La novità più rilevante è il ritiro dalla competizione del candidato alla presidenza Claudio Fava. Quest'ultimo avrebbe trasferito la sua residenza da Roma al comune madonita di Isnello dopo i termini previsti dalla legge per l'ammissione alla candidatura a Palazzo d'Orlean. Dopo i nomi dei probabili sostituti Rita Borsellino e Fabio Giambrone, SEL, Federazione della Sinistra e Verdi hanno scelto l'ex leader regionale della FIOM Giovanna Marano. Da oggi quindi si apre ufficialmente la campagna elettorale. Fino alla mezzanotte di venerdì prossimo 26 ottobre i siciliani avranno l'opportunità di valutare e scegliere i propri rappresentanti. I miliardi di euro di debiti accumulati negli anni dalla Regione probabilmente indurranno i candidati a continui proclami su tagli ai costi della politica, riduzione della spesa pubblica e sacrifici. Sicilia TV augura a tutti gli aspiranti governatori e a parlamentari regionali una buona campagna elettorale. E restiamo a parlare di elezioni regionali. Sarebbero 7 i candidati favaresi in corsa per diventare deputato regionale.
Sono 7 i candidati favaresi in corsa a Palazzo dei Normanni. Oltre ai nomi già noti e che noi vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, a scendere in campo per questa competizione elettorale è anche lo stimato professionista dottor Salvatore Puma, in lista con l'UDC. Il dottore Puma ritorna attivamente in politica 20 anni dopo la sua esperienza amministrativa, quando vice sindaco era l'attuale primo cittadino di Favara, Rosario Manganella. È stato sindaco dal 23 giugno del 1987 al 3 novembre dello stesso anno e poi dal 25 novembre 1988 al 25 giugno 1990. Il suo nome era circolato anche in occasione delle scorse elezioni amministrative, ma poi le voci furono smentite con la sua non candidatura. Ma ritornando ai quasi certi candidati favaresi, salvo colpi di scena dell'ultima ora, troviamo anche l'uscente onorevole Nino Bosco nelle liste del PDL, Giuseppe Arnone nella lista Rivoluzione Sicilia, Giovanni Di Caro con la lista Movimento 5 Stelle, Emanuele Schembri nella lista del presidente Giovanna Marano, new entry dopo il ritiro del candidato Claudio Fava, Angelo Messinese che si candida nella lista del presidente Rosario Crocetta e Domenico Russello che correrà nella lista Italiani Forti e Liberi di Gaspare Sturzo. E restando in tema, è stata presentata ieri ad Agrigento la lista dell'UDC, di cui capolista è l'attuale sindaco di Porto Empedocle Calogero Firetto, che aprirà la sua campagna elettorale a Favara. L'appuntamento è per domani alle ore 18:30 in piazza Cavour. Sarà occasione anche per il locale gruppo UDC per inaugurare la nuova sede del partito. Presterà giuramento lunedì prossimo al municipio di piazza Cavour il nuovo assessore in quota PID al comune di Favara, la professoressa Rosetta Monreale, che prende il posto del dimissionario Giovanni Alaimo. È un insegnante di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Generale Macaluso di Racalmuto, nonché docente e supervisore di tirocinio presso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria Università di Palermo. Parliamo del nuovo assessore del comune di Favara, Rosetta Monreale, dottoressa in Scienze della Formazione a Palermo. Alla neoassessore non sono state ancora assegnate le deleghe, che probabilmente saranno diverse da quelle assunte dal suo predecessore. Non si esclude la delega alla pubblica istruzione. Lunedì è in programma l'investitura ufficiale con il giuramento alla presenza del segretario generale del comune, oggi assente. Con quale spirito si accinge ad intraprendere questa esperienza, la prima politica per lei? Senz'altro con uno spirito collaborativo e un'apertura al dialogo nei confronti sia del Consiglio Comunale che con gli altri assessori della Giunta e con il Sindaco. E sarò sicuramente a disposizione della gente di Favara, nonché io, favarese doc, ci tengo tantissimo ad essere a disposizione della mia gente. Dedico questo mio incarico, tra virgolette, questa mia avventura a una persona a me molto cara, che oggi non c'è più, mio padre, che tra l'altro oggi ricorre il suo compleanno, se ci fosse stato. Sono molto emozionata anche per questo motivo. La Monreale in quota PID prende il posto del dottor Giovanni Alaimo, dimessosi nella tarda mattinata di ieri dopo che una settimana fa, non riconoscendosi più nelle posizioni del partito dell'onorevole Cascio, aveva deciso di lasciare il partito. A ringraziare l'uscente Alaimo e ad augurare buon lavoro alla neoassessore è il gruppo consiliare del PID. Con l'ingresso in giunta dell'assessore Monreale, espressione vostra del PID, e l'uscita di Giovanni Alaimo, che cosa cambia? Ma per quanto riguarda il PID, la posizione del PID in giunta non cambia niente. Saranno sicuramente rimodellate alcune deleghe che prima avevamo con l'assessore Giovanni Alaimo, che voglio ringraziare per l'impegno svolto, per la sua grande professione che ha dimostrato qua al Comune. E noi oggi con la professoressa Monreale chiederemo al Sindaco se possiamo avere qualche altra delega che sia più consona con le esigenze della professoressa Monreale.
Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto da Giovanni Alaimo esprime anche il sindaco Rosario Manganella. Mi rammarica, dice, perdere un amministratore capace, leale, corretto e dinamico come Giovanni Alaimo, che ha saputo condurre e gestire le deleghe assegnategli e gli uffici di riferimento con professionalità ed attaccamento, dimostrando con il lavoro svolto l'amore e la dedizione per la sua città che sempre lo ha contraddistinto. Un augurio di buon lavoro giunge anche dal sindaco alla neoassessore Monreale. Ci spostiamo ad Agrigento. Il Consiglio Comunale ha approvato l'aumento al massimo previsto dalla legge per quanto riguarda l'IMU e l'addizionale IRPEF. È stato approvato nella tarda serata di ieri dal Consiglio Comunale di Agrigento l'aumento al massimo previsto dalla legge dell'IMU e l'addizionale IRPEF. L'aliquota sull'abitazione principale passa così dallo 0,4 allo 0,6%, mentre gli altri immobili si va dallo 0,76 all'1,06%. Per le aree edificabili l'aliquota è stata fissata allo 0,76%. E non sono mancati dibattiti anche piuttosto accesi durante la pubblica assise, prima dell'approvazione della proposta, anche a seguito del discorso del sindaco Marco Zamputo, che ha invitato il Consiglio ad una scelta responsabile nei confronti della città per scongiurare la paventata ipotesi di un dissesto finanziario. In segno di protesta, i consiglieri comunali del PD Angela Galvano e Marco Vullo hanno abbandonato l'aula. Secondo il capogruppo del Partito Democratico, infatti, la proposta di aumento delle imposte scaturisce da un'assoluta mancanza di programmazione di linee strategiche da parte dell'amministrazione comunale. Coltivava marijuana nella propria abitazione. Filippo Moscato, 56enne licatese, si trova adesso agli arresti domiciliari. L'arresto eseguito dai carabinieri del locale Nor è avvenuto subito dopo aver effettuato una perquisizione domiciliare dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5 piante mature di canapa indiana. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti. Dalla prossima settimana nei comuni del distretto sociosanitario di Uno riprende il servizio domiciliare integrato dei disabili. Questo è quanto deliberato dal Comitato dei Sindaci e dai membri del gruppo del piano del distretto nel corso dell'assemblea straordinaria svoltasi nei giorni scorsi. Inoltre sono state discussi e deliberati anche provvedimenti in favore dei minori con l'avvio prossimo dei progetti Centro Affidi Distrettuale e Nati per Leggere. Per quanto riguarda le disabilità invece è stato deciso l'avvio dei progetti Alzheimer e Pet Therapy. All'incontro erano assenti i rappresentanti dei comuni di Porto Empedocle, Realmonte, Favara, Sant'Angelo, Muxaro e Siculiana. L'assemblea distrettuale è stata rinviata a giovedì prossimo alle ore 9. E hanno preso il via ieri a Raffadali i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario. Questo pomeriggio alle ore 18 celebrazione eucaristica e unzione degli infermi, presieduta da Don Luigi Lomascolo, vicario episcopale zona Sant'Angelo. Alle ore 20:30 celebrazione eucaristica in cortile Salerno. Domani invece è la giornata della preghiera. Alle ore 15:30 è in programma l'incontro appunto di preghiera dei gruppi del Rinnovamento nello Spirito di Raffadali con le suore dei servi di Gesù Povero. A seguire un incontro dal titolo Giovani Insieme, accoglienza dei bambini e dei giovani. In serata alle ore 20 in piazza Rosario, animazione con i bambini ed i giovani. Cerimonia di consegna domenica prossima alle ore 18 alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento del Premio Internazionale Sicilia. La rassegna è organizzata dal Centro Studi Sociali e Giuridici Empedocle di Palermo in collaborazione del Pirandello Stable Festival. Ad essere insigniti del premio Matteo Collura, Sara Zappulla Moscarà, Ignazio Melisenda Giambertoni e la Fondazione Leonardo Sciascia. E adesso diamo linea alla regia per il meteo, a seguire la sigla. Grazie ancora per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci. Un buon inizio di weekend a voi e vediamo insieme le previsioni per sabato 29 settembre. Lo stesso copione meteorologico che ha caratterizzato tutta l'ultima decade di settembre con le perturbazioni atlantiche che raggiungono il centro-nord, mentre l'anticiclone nordafricano protegge il sud e le isole maggiori con caldo tipicamente estivo.
Guardate dalla grafica la nuvolosità variabile che raggiunge ancora una volta parte del centro, ma soprattutto il nord, dove attendiamo gli addensamenti più estesi, specie al nord-ovest e in prossimità dei rilievi del Triveneto. Guardate le precipitazioni, a prevalente carattere di temporale tra la Lombardia e il Piemonte più orientale, ancora sul Trentino Alto Adige fino all'Alto Veneto. Rovesci che raggiungeranno in parte anche l'Emilia, specie il settore centro-occidentale, mentre sulla Romagna il tempo risulterà ancora asciutto, benché sarà spesso nuvoloso. Anche sul centro, guardate, ancora i rovesci tra la Toscana alta e la Liguria di Levante, mentre sul resto delle regioni centrali attendiamo nuvolosità variabile. Sempre sole e caldo su tutto il sud della Sicilia. Ecco le temperature minime della notte, in lieve diminuzione solo al nord-ovest e sull'alta Val Padana dei settori veneti. Per il resto ancora oltre i 19-20 gradi su tutte le coste del centro-sud e delle isole maggiori. Ecco le massime, senza grandi variazioni al centro-nord, resteranno sopra la media tra la Toscana, l'Umbria e il Lazio e ancora dalle basse Marche verso sud. Spiccano gli oltre 35 gradi che potranno raggiungersi ancora una volta sulle pianure interne del sud e della Sicilia. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, alle prossime news meteo.